con noi Raffaele Padrone, il vice segretario nazionale del sindacato FSP Polizia. Buonasera Padrone. Buonasera a voi, buonasera a chi è a casa. Senta, allora si parla tanto sempre di più di videosorveglianza, dell'utilizzo di droni, della tecnologia in generale a sostegno delle forze dell'ordine, no? Ma è un argomento in realtà che abbiamo già affrontato, ma le rifaccio questa domanda. Secondo lei c'è il pericolo che corrono anche altre categorie di lavoratori, e cioè che la tecnologia si trasformi più che in un aiuto nell'occasione per tagliare posti di lavoro, insomma? Beh, guardi, nella sua domanda c'è una risposta che io ho dato tanto tempo fa. La tecnologia serve, la tecnologia aumenta e avanza in maniera esponenziale e veloce, meno di quello che noi pensiamo, anzi di più di quello che noi pensiamo. Il problema di cui io mi sono sempre battuto, e rispondendo chiaramente da sindacalista, non dobbiamo sostituire l'occhio umano da quello tecnologico, e questo è il problema, cioè deve essere coadiuvato questo sistema tecnologico a supporto di chi è in mezzo alla strada, di chi lavora, perché molte volte abbiamo visto che c'è stato veramente d'aiuto la telecamera, l'abbiamo visto in città, abbiamo preso dei rapinatori grazie alle telecamere, abbiamo utilizzato dei sistemi tecnologici in uso alle forze dell'ordine per prendere dei malviventi, ma come diceva lei, poi se questo serve a sostituire l'occhio umano non mi sta più bene. Cioè, guardi che diventa molto difficile oggi seguire solo con la tecnologia i malviventi. Abbiamo avuto ultimamente un lavoro certosino degli uomini della squadra mobile di Pordenone, a cui va il mio applauso, anche al dirigente che appena arrivato si è trovato a svolgere, a risolvere un problema enorme. Mezza Italia, lo dico fieramente, mezza Italia stava dietro a questi malviventi che stavano compiendo durante la notte con scavatori danni ai distributori, mezza Italia. Il problema però è che sul campo c'erano anche gli uomini. Allora, l'aiuto mi sta bene, la sostituzione chiaramente non mi sta più bene, direttore. Questo, se questo è lo scopo dei nostri governi, stanno sbagliando in toto, perché non è questo il primo governo che ancora non dimostra un attaccamento alla sicurezza se non durante le elezioni, perché poi funziona così: durante le elezioni tutti sono amici dei poliziotti, dei carabinieri, tutti parlano di sicurezza, tutti si riempiono la bocca di sicurezza non conoscendo quali sono le vere problematiche degli uomini della sicurezza, che sono le sentinelle della legalità. E quindi investire sulla tecnologia per farla utilizzare alle forze dell'ordine, questo ancora poco. Parliamo dei taser, si ricorda, collaudi su collaudi, spray orticante, collaudi su collaudi, cioè siamo andati avanti anni per avere uno spray orticante, anni, per avere un taser siamo andati avanti anni luce. Io credo che se vogliamo dare un aiuto a chi è sulla strada dobbiamo dare sì la tecnologia, ma non dobbiamo sostituirla all'operatore. Senta, e sul tema di cui abbiamo parlato anche prima con Luciano Clarizza, cioè il fatto che i centralini del 118 e del 112 non saranno più solo a Palmanova, ma Trieste ha fatto una richiesta per averli anche da loro. Allora a questo punto non potrebbe anche il Friuli occidentale fare la stessa richiesta di Trieste? Certo, assolutamente sì, perché questo non... Queste sale operative non sono costituite da uomini delle forze dell'ordine, quindi non è che togliamo o dipenda o è un costo, perché ogni volta si pensa che la sicurezza sia un costo, non è un costo. Quindi non capisco perché furbamente Trieste si è accaparrata e ha fatto questa domanda, però le dico anche che questo numero NUE 112 ha risolto parecchi problemi anche a noi nelle questure piccole, ma
nella questura di Pordenone, perché ha tagliato quelle che sono le false chiamate, ha tagliato quelle che sono le chiamate di chi si sente solo e continua a chiamare, ma lei mi parla di Trieste, molte volte le assicuro risponde anche Brescia, quando la centrale operativa è di Palmanova e Satura, risponde anche Brescia, quindi non mi spaventa il fatto che l'abbia chiesto Trieste, cioè l'allontanamento. Il problema è che potremmo chiederlo anche noi. Si assumono delle persone, si fa una struttura in Pordenone e credo che la cosa sia, non dico facile, ma fattibile, questo sì. Bene, ovviamente spetterà Certo. alla parte politica. Sì, questo Per questa è un argomento politico che gli operatori di chi vorrà prossimamente candidarsi potrebbe sfruttare e portarsi a casa anche una sala operativa a Pordenone. L'importante, ripeto, è avere la struttura e gli uomini da mettere lì. Grazie a voi. Raffaele Padrone. E sull'argomento Kronospan, la multinazionale austriaca che vuole allargare il proprio stabilimento a San Vito al Tagliamento, è intervenuto anche Rino Bianchini, fondatore e primo presidente della zona industriale di Ponte Rosso. L'ha sentito per noi Tania Pellegrini.